La Presidente della Regione ribadisce alla Commissione della Camera la necessità di controllare gli sbarchi in Calabria, c'è il rischio contagio. Ci sono 5 nuovi casi in Calabria, 3 nel Reggino riconducibili allo sbarco di Roccella e 2 nel Cosentino, uno ad Altilia e l'altro nella città dei Bruzzi. L'appello del preside del Telesio di Cosenza: ragazzi, proteggetevi, la pandemia non è finita. La provincia di Cosenza dispone di soli 9.000 euro per ogni istituto, allarme della CGIL Scuola, va garantita la sicurezza. Operazione della Polizia di Reggio Calabria, stroncato un traffico di cocaina, arresti e perquisizioni. A Cosenza monumenti e parchi giochi presi di mira dai vandali e c'è chi continua a depositare rifiuti per strada. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura l'audizione della Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, oggi alla Camera a Roma. La governatrice ha ribadito la necessità di controllare gli sbarchi in Calabria, soprattutto ha caldeggiato l'idea della nave quarantena per evitare i contagi. Sentiamo. Audizione della Presidente della Regione Iole Santelli sui fenomeni migratori ed emergenza sanitaria da Covid, lo sbarco a Roccella Ionica 2 settimane fa, i migranti positivi e l'ipotesi di una nave quarantena avanzata dallo stesso Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, un caso nazionale. Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo Schengen, la commissione sita nell'aula al secondo piano di Palazzo San Macuto, ha ascoltato la governatrice calabrese che ha risposto alle domande, spiegato i timori di chi lavora in Calabria e il pericolo dei contagi incontrollati. La Santelli ha ribadito di aver avuto rassicurazione da parte del governo. Mi hanno stato assicurato che le navi arriveranno, è un problema. Nascondersi dietro l'accusa di pseudorazzismo credo che sia un modo per abbaiare alla luna. Invece bisogna essere concreti, bisogna sapere, essere consapevoli che c'è una parte anche dell'Africa dove la pandemia si è esplosa in maniera considerevole e non ci sono controlli e aiuti, e che il rischio che l'autunno sia il momento peggiore di ritorno di questi casi è un rischio concreto che io penso che un paese come l'Italia non può correre. Quindi che reitera la richiesta al governo Assolutamente di misure... sì, assolutamente sì, comprese al governo nazionale anche di farsi tramite con l'Europa i controlli più reali, più seri della frontiera mediterranea dell'Europa. 2 nuovi casi di Covid in provincia di Cosenza, uno proprio in città. Si tratta della mamma della bimba di 4 anni che è risultata positiva al Covid nei giorni scorsi, sta posta in isolamento. Il secondo caso in una frazione di Altilia nel Savuto, la frazione si chiama Maione, l'uomo è un quarantenne che è stato anch'egli posto in isolamento e dice il primo cittadino De Rose, non ci sono pericoli per il contagio. Vediamo. Segnalato un nuovo caso positivo al Covid ad Altilia, comune in provincia di Cosenza, nella Valle del Savuto. L'uomo di 40 anni asintomatico è stato posto in quarantena in attesa di effettuare un nuovo tampone nei prossimi giorni, ma la carica virale, fanno sapere dall'ASP, sarebbe davvero bassa. Io l'ho appresa intorno a mezzogiorno da persone, da cittadini, e poi successivamente mi ha telefonato la dottoressa Di Rogliano dell'ASP di Rogliano dicendo che si trattava di un caso, una carica virale molto bassa, sì, e addirittura nemmeno con la possibilità di infettare. Tengo a precisare che poi, chiamato la persona interessata, che è di Altilia, è un giovane, quindi ci frequentiamo quotidianamente, essendo una piccola realtà, mi raccontava questo particolare. Nel mese di marzo, in piena pandemia, con la moglie, il figlioletto di 3 mesi, con la febbre, quindi con sintomi, ha chiamato ripetutamente al numero 1500, il numero abilitato per dare risposte
senza nessuna risposta, chiedendo un intervento, di fare i tamponi al figlio, alla moglie e anche a lui perché convivevano insieme. Ha chiamato successivamente al pronto soccorso dell'ospedale e non si è visto nessuno. Questi sono i riscontri che dà sul territorio ai cittadini, alle istituzioni, l'ASP di Cosenza. A distanza di mesi, quindi parliamo di marzo, noi siamo a luglio, questo nucleo familiare ritiene di sua spontanea volontà di fare dei tamponi volontari. Attraverso di questo tampone volontario questo giovane prende atto che c'è un sintomo, anche se lieve, che non è contagioso, detto della dottoressa, quindi noi non lo sappiamo, e gli comunicano che il marito è positivo, la moglie che si è sottoposta anche al virus è negativa, e meno male che sia così. Appena saputo questa notizia io immediatamente mi sono attivato e abbiamo disposto con il vigile urbano l'ordinanza di quarantena e questa famiglia adesso è in quarantena all'isolamento. La dottoressa dell'ASP di Rogliano mi ha comunicato che fra 7 giorni era tutto pararlo di nuovo al tampone. Primo cittadino Pasquale De Rose si dice tranquillo, ma lancia un appello alla comunità. Un appello non solo ai cittadini di Artiglia, ai miei concittadini, ma a tutto il territorio. Questo è un nemico che ancora esiste dietro le nostre spalle e non sappiamo nemmeno come combatterlo. Allora inviterei l'ASP territoriale di cominciare con le risorse che hanno, ne hanno poche, che chi di competenze dovrà impinguare queste risorse per incominciare a fare una medicina, un controllo preventivo nel nostro territorio, perché non si risolvono i problemi quando poi scoppiano. Il sindaco poi si sofferma anche sulla questione ospedale di Rogliano. Dotiamo questo nostro ospedale territoriale, cioè il sindaco di Rogliano, il collega Giovanni Altomare, ma tutti i sindaci, siamo squadra, siamo sulla stessa barca in questa battaglia, di potenziare tutto quello che è possibile sui territori ed evitare che tutto ciò che va rincorsa su Cosenza, dove sta scoppiando l'ospedale di Cosenza. Questa è la grande verità, la grande battaglia che noi dobbiamo vincere. Poi piano piano si possono risolvere i problemi. Ci spostiamo a Fagnano Castello perché c'è da precisare che il cittadino che nei giorni scorsi era risultato positivo al test sierologico è invece risultato, l'esito del tampone è negativo e quindi l'uomo, lo ricorderete, era tornato dalla Lombardia, risultato, lo ribadiamo, negativo al tampone. L'ASP ne ha dato notizia al comune che ha revocato il provvedimento di isolamento domiciliare. Intanto nella regione Calabria, secondo il bollettino ufficiale appunto della regione, sono 4 i nuovi positivi. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 110.615 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.243, più 4 rispetto a ieri quelle negative, sono 109.404. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti; Cosenza 18 in isolamento domiciliare, 435 guariti, 34 deceduti; Reggio Calabria 1 in reparto, 20 in isolamento domiciliare, 260 guariti, 19 deceduti; Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti, 6 deceduti; Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare, 80 guariti, 5 deceduti. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.542. Intanto c'è l'appello agli educatori e alle istituzioni da parte del preside del liceo classico Telesio di Cosenza, che dice il virus circola ancora e punta l'indice sulla movida e il pericolo di contagio per i ragazzi. Vediamo. Movida in città e sulle spiagge in Calabria, il Covid sembra un lontano ricordo, soprattutto tra i ragazzi che faticano a rispettare le regole di prevenzione. A lanciare l'appello è il preside del liceo classico di Cosenza, Antonio Iaconianni, il quale invita genitori e istituzioni a vigilare.
dovuto segnalare, ho dovuto così registrare una scarsissima attenzione da parte dei nostri giovani, e proprio nella qualità di educatore mi sono sentito forte, ho sentito forte l'esigenza di rivolgermi a tutti i giovani e anche alle istituzioni, insomma faccio appello perché siano intensificati anche un po' i controlli, alle famiglie di responsabilizzare i propri figli, insomma ecco, di rivolgermi a tutti gli attori perché il virus non è andato via, il virus è con noi. Noi stiamo cercando di organizzare una riapertura delle scuole in tutta sicurezza, ma speriamo che ce la facciano riaprire, perché con questo tipo di atteggiamento io onestamente comincio ad avere un bel po' di timori. Il pericolo nell'ambiente scolastico è molto sentito e si vuole scongiurare il peggio. I docenti che entreranno in classe a settembre avranno a che fare con 100-120 ragazzi ciascuno, quindi i docenti sono secondo me la categoria più a rischio da settembre in poi e se non in questo momento osserviamo un atteggiamento prudente, allora è proprio vero che a settembre ci ritroveremo con un bel numero di casi. Dobbiamo scongiurarlo perché è un disastro innanzitutto per la nostra salute e secondo punto un disastro anche per la stessa economia. Ancora per la scuola il grido d'allarme del sindacato: bisogna riaprire in sicurezza, bisogna affrontare i problemi, dice la CGIL, e scongiurare la didattica a distanza. Vediamo. Un'estate al cardiopalma per gli operatori della scuola, alle prese con la riapertura in sicurezza a settembre. Mancano meno di 2 mesi e presidi e docenti fanno i conti con strutture inadeguate rispetto ai protocolli previsti dal Ministero. I problemi ci sono e, dice il sindacato, vanno affrontati. Quello che noi abbiamo appreso in questi giorni anche dall'ente provincia, che dispone di un gestione residuale rispetto al numero consistente degli istituti scolastici a cui deve far fronte, e beh, voglio dire, siamo sinceramente sotto economia in questo caso, per cui se si vuole effettivamente ripartire a settembre dando le massime garanzie, quindi in presenza per tutti gli studenti della nostra provincia, credo che bisogna attrezzarsi perché questo possa avvenire. Io porto solo un dato in modo che si comprenda anche la dimensione del problema. Noi nella nostra città di Cosenza abbiamo 5 istituti comprensivi, ognuno dei quali assomma circa 1000 alunni. Se noi dovessimo rimanere nei parametri stabiliti dai protocolli sanitari, in ogni aula dovrebbero entrarci massimo 15-16 alunni, il che significa che ogni scuola dovrebbe avere almeno da 50 a 60 aule, quindi è una cosa credo che sia improponibile nelle nostre realtà scolastiche, non solo cosentine ma anche quelle dell'entroterra, per cui, come dire, c'è molta preoccupazione per come eventualmente tutto questo potrà essere superato. Noi abbiamo fatto richiesta già da molto tempo sia al sindaco della nostra città, ma anche ai sindaci dei comuni più grossi, di avviare una mappatura. Sarà concreta la possibilità delle lezioni in presenza o aleggia ancora l'ipotesi della didattica a distanza? Basta solo dire che siamo pronti con le mascherine ed eventualmente con la misurazione dello stato febbrile, o come dice la ministra, con i banchi anche avveniristici monoposto con le rotelle e tutto questo che ovviamente deve essere poi misurato sul campo. Il tema è come facciamo entrare gli alunni nelle aule. L'ipotesi più accreditata è che a settembre tutte le scuole che non riescono ad avere questa sicurezza e questa disponibilità di aule, si apra un nuovo fronte con la didattica a distanza. E abbiamo visto come questa didattica a distanza abbia generato diseguaglianze strutturali, diseguaglianze sociali, diseguaglianze di apprendimento, e non vorremmo che proprio con questa scusante, tra virgolette, ovviamente la scuola non riapra come dovrebbe riaprire. Se ci vuole più coordinamento tra tutti gli enti istituzionali, noi siamo pronti a fare la nostra parte. I dirigenti devono essere supportati alla ricerca degli spazi giusti.
La cronaca adesso stroncato, un traffico di cocaina a Reggio Calabria, arresti e perquisizioni, l'operazione della polizia. Vediamo. C'è anche il sospetto che l'associazione finalizzata al narcotraffico, sgominata con l'operazione Caleos della Polizia di Stato e che ha colpito i clan Mammoliti e Giorgi di San Luca e altri gruppi 'ndranghetistici della Locride e della Piana di Gioia Tauro, avesse in mente anche di avviare affari con i temibili e violenti narcos colombiani. In questi 4 anni di indagini, gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Polizia di Siderno, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, sempre della città dello Stretto, hanno acquisito prove e indizi importanti su molte circostanze, compresa quella di una possibile alleanza con i maggiori produttori di cocaina, anche se non ci sono elementi sufficienti per affermarlo. Certo è che le decine di indagati, 2 sono latitanti, che sono stati arrestati stamattina nel corso di un blitz che ha visto 100 poliziotti impegnati, in pochi anni hanno accumulato diversi milioni di euro. Gli indagati erano ormai specialisti del settore e avevano allargato i confini del proprio giro di affari. L'operazione nasce dalla cattura di Mammoliti Rocco nei Paesi Bassi nel 2016 e si è sviluppata attraverso una complessa attività di intercettazione, di attività di riscontro, che ha portato anche all'arresto di alcuni corrieri e che ha consentito di monitorare nel giro di pochi mesi i traffici per oltre 160 kg di cocaina, per un giro d'affari che ammonta a circa 7-8 milioni di euro, ma ha consentito anche di monitorare rapporti di alcuni ndranghetisti con esponenti colombiani e albanesi in cui si progettavano ulteriori futuri traffici di quantità rilevanti di stupefacenti. I metodi di comunicazione criptati sono ormai all'ordine del giorno nelle indagini sul traffico di stupefacenti, perché il sistema criptato di comunicazione è un sistema ormai usato da tutti i trafficanti, ma l'abilità degli investigatori ha consentito di decifrare queste conversazioni che hanno consentito poi di giungere anche a dei sequestri e degli arresti. Mentre appunto parlavamo in conferenza stampa ci ha raggiunto la notizia della cattura di Giorgi Giuseppe, che ancora era ricercato in quanto si era occultato all'interno di un ulteriore bunker all'interno della sua abitazione, ma la presenza massiccia della Polizia di Stato e l'abilità nel trovare i vani occulti presso le abitazioni ha consentito di giungere anche alla sua cattura. È stato trovato morto in fondo ad una scarpata Francesco Gullello, 62 anni, l'uomo che si era allontanato da casa ieri sera e del quale si erano perse le tracce. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri che avevano avviato le ricerche dell'uomo insieme al soccorso alpino e a un gruppo di volontari. Per il recupero del cadavere di Gullello è stato necessario utilizzare un elicottero. La morte dell'uomo, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, potrebbe risalire già alla tarda serata di ieri. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare la causa della caduta dell'uomo nella scarpata. A Cosenza, monumenti in balia dei vandali, parchi giochi danneggiati e rifiuti in strada. Vediamo. Ecco l'ultima opera in ordine cronologico degli incivili che si aggirano per le città. La scritta con lo spray rosso campeggia alla base del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale in piazza della Vittoria a Cosenza. L'ennesimo sfregio a patrimonio pubblico, deturpato dai soliti ignoti, sempre che le indagini in corso non portino a risultati. E poi c'è il ponte di Calatrava. Alle scritte che abbiamo mostrato l'anno scorso se ne sono aggiunte altre, sgrammaticate, volgari, blasfeme e comunque antiestetiche. Il ponte è stato sporcato ripetutamente, frasi senza senso, firme con date, disegni osceni e dediche, tutto in nome di quel vandalismo romantico, definizione che leggiamo proprio sulla base del Calatrava. Non c'è nulla di romantico nei tanti raid compiuti all'interno del Parco Piero Romeo, il parco inclusivo realizzato dalla Terra di Piero, decine di atti vandalici più o meno gravi per i danni materiali causati, ma sempre più odiosi perché compiuti a danno di un'opera dedicata ai bambini e in particolare a quelli meno fortunati. Fin qui il vandalismo, ma l'amore per la propria città si dimostra anche con il rispetto delle regole. Di sicuro non vuole bene a Cosenza chi abbandona rifiuti per strada o addirittura non usufruisce dei servizi di ritiro degli ingombranti e li scarica sotto i ponti in aree verdi. Nelle immagini la situazione attuale è via Padrigiglio, una delle zone dove gli abbandoni sono frequenti e resistenti anche alle inquadrature delle telecamere di sorveglianza.
Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi della segnalazione da parte dei cittadini di Contrada Schiavonea, siamo a Casali del Manco nel Cosentino, che si sentivano minacciati dai cinghiali. Oggi il sopralluogo del comune, vediamo. Emergenza cinghiali in località Schiavonea, Casali del Manco. Oggi il sopralluogo dei rappresentanti del comune e l'incontro con i residenti. Come sarà risolto il problema? A seguito delle note vicende della presenza dei cinghiali sul nostro territorio, già l'anno scorso, nel 2019, era stata inviata richiesta alla Regione Calabria per l'attivazione dei selettori per il problema della presenza di cinghiali sul territorio comunale. Nota alla quale non è stata data nessuna risposta da parte della Regione Calabria. Nel piano di attuazione predisposto per l'anno 2020 il comune di Casali del Manco non è stato tenuto in considerazione. Nel maggio di quest'anno è stata fatta richiesta sia alla Regione Calabria che all'ambito Caccia 3 di Cosenza per l'attivazione dei selettori per rilevare la presenza di cinghiali sul territorio comunale. Da 10 giorni circa sono stati nominati i selettori che devono operare sul territorio di Casali del Manco. Questa mattina si è proceduto a sopralluogo in località Schiavonea alla presenza dei cittadini per individuare le eventuali zone dove presidiare per eventualmente poter procedere all'uccisione di questi animali. Già da stasera inizieranno una serie di azioni questi selettori sul territorio di Schiavonea. Lo hanno già fatto in altri territori comunali, ci hanno detto, quale Morelli, Perito e Catena. Invitiamo ovviamente la cittadinanza ad inoltrare le segnalazioni al settore 5 o all'amministrazione comunale, perché con questo contatto diretto che abbiamo con i selettori pensiamo che si possa risolvere il problema. Partirà venerdì prossimo il progetto Notti Sicure per i giovani e le famiglie. Si tratta di un servizio di trasporto pubblico che permetterà di raggiungere i luoghi di divertimento notturno delle coste. Oltre 80 le località turistiche coinvolte in questo progetto che mette in asse economia dell'intrattenimento e la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie. Vediamo. Notti Sicure, l'iniziativa realizzata dalla Regione Calabria in collaborazione con Trenitalia, un trasporto notturno su treni e bus che dal 24 luglio e per tutta la stagione estiva, dalle 22 alle 5:30 del mattino, permetterà con sana e coinvolgente allegria di raggiungere discoteche, lidi, piazze, borghi delle mete balneari calabresi in maniera ecologica e soprattutto sicura. Un progetto che collega oltre 80 località turistiche marinare della Calabria per garantire un'estate easy, spensierata e soprattutto sicura ai giovani della Calabria. Nasce Notti Sicure con lo scopo di assicurare trasporti pubblici ai giovani nei luoghi del divertimento delle coste calabresi da venerdì 24 luglio con trasporto notturno dalle 22 alle 5:30 del mattino, il treno sulla costa tirrenica e gli autobus su quella ionica con la collaborazione di Trenitalia, un'iniziativa che ha già dato i suoi frutti in Emilia-Romagna e che grazie ai prefetti delle 5 province calabresi farà vivere in sicurezza un'estate all'insegna della Movida già segnata dalla pandemia. Purtroppo nella fascia ionica non abbiamo potuto usare i treni perché ci sono dei lavori sulla rete, quindi abbiamo usato i bus, un sistema più sicuro, più ecologico, che consente di divertirsi ma facendo anche riposare i genitori. Il concetto è proprio quello di poter fare una sorta di metropolitana del mare che quindi accompagni i ragazzi e faccia anche un po' di interscambio fra una zona e l'altra. Abbiamo chiesto ai prefetti di aiutare appunto i sindaci, la polizia municipale nelle zone soprattutto di maggior affollamento, perché delle volte proprio anche i carabinieri stessi le forze dell'ordine, se sono pochi, hanno paura. E adesso vi parliamo di cultura con gli incontri al Mendicino, al Parco degli Enotri, voluti dalla Fondazione Carical. Vediamo. Tu vuoi fare l'americano, americano. Nel giardino del Parco degli Enotri di Mendicino proseguono gli incontri culturali promossi dalla Fondazione Carical.
Il secondo appuntamento è stato dedicato al concerto Tu vuoi fa l'americano, ritmi e miti d'oltreoceano nella musica italiana. In un mondo schiacciato sulla dimensione dell'utile, dove conta solo quel che si ha e non quel che si è o quel che si potrebbe essere, allora riflettere un po' sull'arte nelle sue diverse, molteplici espressioni è una cosa interessante, importante. Io stasera ricorderò una scritta sul frontone del Teatro Massimo di Palermo, spero che ci sia ancora. L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano è delle scene il diletto, ove non miri a preparare a venire. Nel corso della serata, brani famosi e accattivanti hanno calamitato l'attenzione di un pubblico numeroso che ha potuto godere della suggestione della musica in assoluta tranquillità, grazie anche all'ampia location in cui sono state rispettate tutte le misure di sicurezza e distanziamento previste dalle attuali norme in vigore. E adesso, come di consueto, l'appuntamento con la borsa. Chiusura in calo per le borse del vecchio continente, mentre Wall Street viaggia poco mossa. Washington ha ordinato la chiusura del consolato generale cinese di Houston, in Texas, con l'obiettivo di proteggere la proprietà intellettuale e informazioni private degli americani. Dinamica che riaccende le polemiche tra le due superpotenze, in un clima già appesantito dalle incertezze legate alla pandemia, mentre il Congresso statunitense è al lavoro per varare un nuovo pacchetto di stimoli. D'altra parte continuano ad arrivare notizie positive sul fronte delle possibili cure. Pfizer e la tedesca BioNTech infatti riceveranno 1,95 miliardi di dollari dal governo statunitense per produrre e distribuire fino a 600 milioni di dosi del loro vaccino candidato contro il Covid-19. Nel vecchio continente si è esaurito l'entusiasmo per il raggiungimento dell'accordo sul Recovery Fund da 750 miliardi, lasciando parzialmente il posto ai dubbi sulle tempistiche e sulle condizioni per l'erogazione dei fondi. A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in calo dello 0,6%, sottotono come il DAX di Francoforte a meno 0,5%, il FTSE 100 di Londra a meno 1%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,3%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,4%. Oltreoceano scambiano poco mossi il Dow Jones a più 0,3%, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq flat. Sul Forex prosegue la corsa dell'euro-dollaro che sale a 1,158, mentre il cambio tra biglietto verde e yen si apprezza a quota 107,2. Tra le materie prime perdono terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,3% a 43,8 dollari e il WTI a meno 1,4% a 41,4 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si riduce a 153 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo all'1,03%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano in particolare Buzzi a più 3,3% e A2A a più 2,7%, in calo invece Eni a meno 2,5%, Moncler a meno 2,6% e Pirelli a meno 2,9%. Grazie e buon proseguimento di serata! Prima di salutarci, le previsioni del tempo. Alta pressione che domina sul Mediterraneo e l'intera Europa centro-meridionale. Il tempo sulla Calabria quindi continuerà a essere bello, con temperature che tenderanno a risalire lentamente, attestandosi a partire da giovedì su valori anche al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con innocua nuvolosità bassa solo sui litorali tirrenici nelle ore notturne e del primo mattino. Durante il pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme su Pollino e Sila con possibilità di qualche isolato e breve piovasco proprio sull'area del Pollino. Temperature in ulteriore leggero aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti sempre da nord moderati sullo stretto di Messina, in prevalenza occidentali deboli sul Tirreno, di direzione variabile sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com
e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Francesco Camposanni, noi vi auguriamo un buon proseguimento.